due parole sulla lentezza della Lucchini. I già si sentivo durante la partita il coro Lucchini non deve chiudere. Non voglio fare la storia, non c'è bisogno di fare la storia, tutti voi conoscete tranquillamente quello che sta accadendo nel nostro comprensorio. Domani noi andremo al Ministero per un'ennesima riunione. Abbiamo cercato, a differenza del 93, di portare in tutte le riunioni che abbiamo fatto con le istituzioni, di portare quantomeno le nostre proposte serie, proposte che possono stare davvero in piedi. Non cerchiamo assistenzialismo, non l'abbiamo mai chiesto, cerchiamo accordi commerciali che in qualche modo tengano questo stabilimento in piedi. Lo possiamo fare attraverso accordi commerciali con le figure dello Stato, attraverso sinergie con altri stabilimenti. Piombino non deve chiudere, Piombino deve essere uno stabilimento rinnovato in tutte le sue parti. Non la possiamo fare tutti insieme. E tutti insieme. E tutti insieme l'abbiamo dimostrato ultimamente, siete tutti vicino a noi e anche noi dobbiamo essere tutti insieme vicino a voi. Porteremo quel simbolo, Piombino non deve chiudere in tutta Italia, ma non basta, lo porteremo anche all'estero, perché faremo la partita finita ultima. Qui la partita finisce quando suona la sirena e noi la vogliamo finire fino in fondo con le nostre proposte, ce la possiamo fare.